Quest'olio su tela di Marcella Zanos si intitola Lettera dei ricordi. La lettera, che è la protagonista dell'opera, si può vedere al centro più o meno della composizione, appoggiata su questa panchina, dove vediamo anche queste due figure, quest'uomo e questa donna, non più giovanissimi, che si sono abbandonati al riposo e probabilmente stanno sognando e stanno ricordando. Sembrano distanti, però probabilmente condividono dei ricordi, delle emozioni, del passato, della vita che hanno condiviso e che sono parzialmente testimoniati proprio da questa lettera. È un'opera molto interessante per la sua composizione, oltre che per i messaggi, le suggestioni. Possiamo dividerla ad esempio in 3 fasce, in orizzontale, però abbiamo anche un punto di fuga centrale nella parte alta, quindi è piuttosto movimentata. Se ci concentriamo sugli elementi naturali della parte alta, ricorda quasi la pittura di Cézanne, insomma. Molto suggestive sono comunque anche le raffigurazioni dei personaggi, e nel complesso l'opera è comunque coerente, interessante, matura, dimostra che c'è uno studio, un percorso ricco di suggestioni, di sintesi, di sperimentazione, di voglia e capacità di raccontare degli episodi, ma soprattutto delle emozioni, delle sensazioni.